Ben ritrovati dalla redazione. FIOM, Wilm e UGL hanno proclamato uno sciopero allo stabilimento Flex di Trieste con presidio ai cancelli a partire dalle ore 8 di lunedì 27 gennaio. Lo hanno reso noto le organizzazioni sindacali di categoria, ricordando che il giorno dopo, martedì 28 gennaio, è convocato il tavolo ministeriale per fare il punto sull'avvertenza. I sindacati sottolineano che Flex, di proprietà della corporation statunitense Flextronics, prosegue nel suo piano di disimpegno dal sito di Trieste e che nei prossimi giorni la multinazionale americana pare aver programmato la migrazione dei sistemi informatici propedeutica al definitivo distacco da Trieste e al subentro della nuova proprietà. Circa 150 manifestanti si sono radunati ieri pomeriggio in Piazza dell'Unità a Trieste per manifestare a favore degli studenti che da diverse settimane scendono in piazza a Belgrado e nelle principali città della Serbia in maniera massiccia per manifestare contro il governo di Aleksandar Vučić. Le mobilitazioni studentesche sono iniziate lo scorso 25 novembre dopo l'aggressione ad alcuni studenti della Facoltà d'Arte e Drammatica di Belgrado durante una manifestazione commemorativa per rendere omaggio alle vittime della tragedia avvenuta alla stazione ferroviaria di Novi Sad lo scorso 1 novembre, quando alle 11:52 la tettoia della stazione di Novi Sad è crollata, provocando 14 morti e diversi feriti, di cui 3 gravi. Una delle persone ferite è poi deceduta in ospedale. Ieri in piazza tanti e variegati messaggi portati dai manifestanti con cartelloni e striscioni. La manifestazione di Trieste si associa così ad altre che si sono tenute in alcune città europee. I carabinieri hanno arrestato 2 latitanti di nazionalità rumena ricercati a vario titolo dalle autorità italiane. Nel primo caso sono stati militari di Opicina impegnati nei controlli sul valico di Fernetti a fermare un 48enne condannata dal Tribunale di Genova nel dicembre dell'anno scorso, in quanto ritenuta responsabile di diversi furti e rapine commesse nel 2021 a Sanremo. Le condanne per i reati avevano prodotto un cumulo di pene pari a 6 anni. Ed ancora la donna, dopo il fermo da parte dei carabinieri, è stata portata al carcere del Coroneo, dove sconterà la pena. Nel secondo caso, sempre nei pressi del valico di Fernetti, è stata una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile di Aurisina a fermare il latitante, un 33enne ricercato in Romania dal luglio del 2023 per il reato di guida senza patente in stato di ebbrezza commesso ad aprile del 2022. Anche lui è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria presso il carcere di Trieste. Via libera al piano antirumore di Autostrade Alto Adriatico, che prevede la realizzazione di nuove barriere fonoassorbenti in 12 comuni tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. L'investimento previsto è di 27,5 milioni di euro, mentre i lavori saranno completati nel triennio 2025-2027. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche su pianura e costa, cielo in genere nuvoloso con possibili nebbie. Al mattino in montagna tempo migliore con cielo variabile, prevalenza di sole verso il Cadore, e in giornata nel Tarvisiano. Per quanto riguarda le temperature, minime in pianura fra 3 e 6 e sulla costa fra 6 e 9 gradi, massime ovunque fra 10 e 12 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguiti. Alla prossima edizione.